Per questa domenica la fortuna mi ha dato una mano, dandomi un kart competitivo che mi ha portato in sesta posizione in qualifica. Ma il suo vero potenziale lo scoprirò solo in gara, anche se le premesse sembrano essere buone. Buon, grazie. Che stanno. E partire in sesta posizione a Chioggia significa partire dal lato sporco e all'esterno di curva 1, per cui la cosa più importante sarà passare l'imbuto della partenza indenni. Bomba. Si parte in sesta posizione. So già che sarà un casino all'esterno di curva 1, per cui dovremmo farla veramente. Merda, oh, come sono partiti questi dietro. Avevo già messo in preventivo di perdere una posizione in partenza, ma guardate che motorone che ha il mio kart, spettacolare! Presa la scia e tirata la staccata per tornare in sesta posizione. Adesso l'obiettivo è recuperare sui primi davanti. Una cosa che devo assolutamente fare è cercare di girarmi il meno possibile, anche se ho uno dietro che mi alita sul collo. Guarda, sono uscito malissimo. Oh mamma, che portone ho lasciato aperto! Per fortuna avevo il richiamo a destra a mio favore. Sto facendo una fatica a scrollarmi di dosso il kart dietro di me che è veramente incredibile. Devo sistemare alcune curve, se no è inutile avere un gran motore per difendersi. Vedendo i tempi sul tabellone non sto girando male, sono ampiamente sotto il 41,5 tendente al 41 basso, per cui il passo buono lo ho, devo solo evitare errori inutili.
Nel frattempo ho guadagnato un po' di margine dai piloti dietro. Perfetto, devo continuare sul mio passo gara in modalità martello. Devo ammettere che i 10 minuti di qualifica cominciano a farsi sentire, infatti ho cambiato anche la posizione delle mani sul volante per cercare di stancarmi di meno. Largo! Devo cercare di evitare errori, proprio come questo in curva 3, anche perché ho il 7 che mi sta rosicchiando centimetri su centimetri. Vedo lungo qua. Questo o mi tira una centra oppure mi supera di velocità, lo so già. Ecco che cominciano le prime bussatine, segno che stanno per cominciare i botti di Capodanno. Cazzo, che sia un caschincareo, io voglio sia no, che sì, 70 kg. Cavolo che staccata che mi ha tirato! Devo cercare di restargli attaccato e sfruttare il suo traino. Gara
Metà gara è andata, adesso comincia la parte più tosta. Io un po' adesso. Porco voglia. Dai, push! Il 7 lo vedo un po' impiccato adesso che deve tirare lui e mi sa che se gli metto un po' di pressione posso indurlo all'errore. Cosa? 41,1? Ma davvero? Questo sì che è un gran bel riferimento. Devo stargli incollato non solo per proteggere la settima posizione, ma anche per cercare di arrivare quanto più avanti possibile, per cui testa bassa. Oddio, l'ha spinato il tonnantino! Non ci credo! Per sua fortuna non è rimasto piantato addosso alle barriere e ha tagliato l'interno della curva. Non so quanto sia legale questa cosa, ad essere sincero. Adesso devo spingere per sfruttare questo colpo di fortuna e guadagnare terreno. Oh cavolo, mi ha già ripreso, ma stavolta però non ti lascio passare così facilmente. Sono al limite, sto sfruttando al massimo anche la pista facendo la barba alle barriere. Dai che non manca molto, dai che non manca molto.
Ah, sono andato largo! Ma quanto cavolo manca? Nah, lo sapevo che mi filava lì. Devo subito rispondere colpo su colpo. Dai che ha sbagliato l'uscita, provo l'incrocio per uscire meglio e lo infilo al tornantino. Staccata contraverso Coccolino e si ritorna a Sesti. Dai che andiamo! Vuoi la guerra, eh? Bene, ci divertiamo adesso! Mamma come si è buttato dentro! Non ci sto ad arrivare dietro, ma dentro di me mi sto divertendo come un pazzo, sappiatelo. Ah, ho detto io stavolta. Un altro paio di giri. Ci provo, dai. Peccato che il tempo stia per scadere, ho al massimo 2 giri per tentare un attacco. Devo mettergli pressione e indurlo all'errore e mi gioco tutto in questo ultimo giro. Ultimo giro. Ah, no, 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 no. Ah, merda. Ah. Merda. Bravo, bella, bella, bella. Sono divertito. GG, bello, sono divertito. E vabbè, io ci ho provato. Settima piazza. Ho cercato di spingere quanto più possibile, ma questo è stato il massimo che ho potuto fare. Però ho dimostrato che in Gold 1 ci posso stare e adesso occhi puntati al Lignano.
Devo ammettere che è stata veramente tosta, non mi ricordavo che i CRG fossero così tosti fisicamente. Però dai, sono contento, 7ª posizione, ho battagliato abbastanza bene con gente molto più avvantaggiata a livello di peso rispetto a me e credo di aver fatto il mio nuovo best qui al Chioggia Kart, 41,1. Avevo trovato un kart veramente molto buono, il numero 5 è un bel motore e mi ha dato una mano sia nel difendermi ma anche nell'attaccare, e questa è una buona notizia per le prossime gare, che saranno su piste molto più, tra virgolette, convenzionali, mi viene da dire, ovvero cartodromi veri e propri come appunto Lignano, Pomposa e Jesolo, sul quale secondo me posso dire la mia. Se sono fortunato cerco di buttare giù quanti più chili possibile da qui fino al 20 di giugno, quindi meno di un mese da oggi, perché oggi è il 23 di maggio, per cui l'obiettivo sarà perdere quanti più chili possibile per arrivare più preparato alle prossime gare, che saranno forse quelle più cruciali per quanto riguarda il campionato. L'obiettivo, non l'ho mai nascosto, è quello di raggiungere la vittoria della classifica over 80 kg e credo che oggi di aver fatto bottino pieno per quanto riguarda questa classifica, visto che ero uno dei due che correva appunto sopra gli 80 kg di peso e sono riuscito ad arrivare primo per quanto riguarda questa categoria, per cui le mie prospettive per il campionato sono abbastanza buone e ho battagliato nella Gold 1, tecnicamente quella più forte in assoluto, il recuperamento dei più veloci. Veramente hanno fatto dei giri spaventosi, 43 il best lap, veramente oggi era una giornata perfetta per girare, né troppo calda né troppo fredda, pista giusta, insomma una serie di aspetti che veramente hanno fatto veramente risaltare le prestazioni cronometriche in maniera molto importante. Sono felice di essere tornato qui al Chioggia Kart veramente, e preparatevi perché l'anno prossimo ci sarà una grossa novità, ma non vi dico niente. Per questo quarto appuntamento del campionato è tutto, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, attivare le notifiche, ad iscrivervi al canale, passate anche da tutti i social che trovate in descrizione, Facebook, Instagram e i 2 nuovi social in cui sono presente, ovvero Twitter e Reddit per i vostri meme e le vostre clip on board, perché avevo una mezza idea di creare una sorta di integrazione tra Reddit e la piattaforma Viola per le live, per cui fare delle belle reddittate in compagnia, e appunto la piattaforma Violaccia dove mi trovate in live il giovedì sera. Ovviamente vi invito a passare sul gruppo Telegram, a unirvi al gruppo Telegram per rimanere sempre informati di quando andrò in live, perché purtroppo Twitch e YouTube delle volte cannano le notifiche, sti cavoli. Per cui detto questo me ne vado a casa perché ho una fame boia. Dal vostro Vadamax è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye.